In settimana è uscito il rapporto dello IARC, l'agenzia di ricerca sul cancro dell'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, la quale sentenzia e non lascia dubbi: l'inquinamento atmosferico è cancerogeno, tanto da inserirlo, leggo nella nota, nel gruppo numero 1 dove si elencano le cause più pericolose. Si afferma che lo smog è peggio del fumo passivo, che causa 220.000 decessi nel solo 2010, e che la probabilità di contrarre il cancro ai polmoni e alla vescica sono direttamente proporzionali al tempo di esposizione all'aria malata. Una notizia, una certezza che fa giustizia di tante convinzioni che qualche organo istituzionale del comprensorio della ceramica ha portato avanti per troppo tempo. Io mi ricordo in consiglio comunale, quando ne facevo parte, che si discuteva del piombo. Il piombo non si utilizza più negli smalti ceramici, si discuteva di impasti, si discuteva di atomizzatori e di semplice emissioni di vapori acquei. Probabilmente avevano fatto bene a concentrarsi sulle industrie all'interno del contesto produttivo, ma hanno fatto male a non concentrarsi fuori dalle nostre fabbriche, laddove c'era, e ce lo conferma oggi l'Organismo Mondiale della Sanità, il pericolo maggiore: l'aria. È stata trascurata la viabilità, soprattutto siamo arrivati tardi con i semafori, perché le rotonde accelerano il traffico e consentono agli automezzi di muoversi e di disperdere il monossido di carbonio. Quindi viabilità trascurata, quindi semafori portati avanti all'eccesso quando i cugini francesi già proponevano le rotonde, e questi sono errori che si pagano. Aveva ragione il dottor Corradi a Salvaterra una quindicina di anni fa, quando attraverso un comitato di cittadini voleva portare alla luce questi dati, che ci si ammalava di tumore di più nella frazione di Salvaterra, in quanto quel semaforo, quei serpentoni di camion portavano nell'aria milioni di metri cubi di monossido di carbonio. Aveva ragione Tiziana Orsini Rovatti quando denunciava questo fenomeno anche davanti alle nostre telecamere e ai nostri microfoni. Tiziana Orsini Rovatti, che verrà ricordata al Teatro Carani di Sassuolo sabato sera, a 3 anni dalla sua scomparsa. Probabilmente i nostri comuni hanno guardato troppo all'interno delle fabbriche e poco fuori. Hanno guardato il dito e non hanno guardato la luna.